dopo il trionfo di pochi giorni fa della squadra maschile, resta in Veneto anche il tricolore femminile. Lo scudetto è stato vinto dalle Pink Panther del Sitam Riviera di Brenta. La partita, che si è disputata a Favaro Veneto, ha visto trionfare per la terza volta consecutiva le ragazze del Pink Panther contro la squadra del Benetton. La gara è stata molto fisica e condizionata dal terreno di gioco reso pesante dalla pioggia incessante degli ultimi giorni. Il CT considera questa la migliore delle ultime 3 vittorie, sottolineando come le sue atlete abbiano dominato in campo. Abbiamo vinto questa splendida finale, giocata al massimo delle qualità, non ho niente da recriminare ovviamente alle ragazze, anzi hanno dato di più di quello che ci aspettavamo. È stato un anno duro, anche se diciamo, ci siamo classificati bene, perché rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un campionato con più continuità. Ci sono stati comunque dei momenti di crisi che potevano mettere qualche dubbio magari sulla finale, però devo dire che le ragazze hanno gestito alla grande, hanno fatto una partita superlativa e io devo fare i complimenti alle ragazze, veramente, sono state veramente brave. Grande spettacolo quello offerto dalle ragazze del rugby, che con mischie, mete e touche spettacolari hanno divertito e fatto emozionare il pubblico che le ha seguite durante tutto il campionato. E a festeggiare insieme alle campionesse d'Italia anche il presidente della squadra. Quest'anno su questa finale non c'è niente da dire, niente da recriminare. Abbiamo dominata dall'inizio alla fine ed è meritata e strameritata. Avevamo tutti i dubbi che si devono avere prima di cominciare, ma poi quando sono partite erano inarrestabili. Ma le più felici sembrano essere le atlete stesse, che dopo un anno di sacrifici portano la coppa a casa. Abbiamo vinto, quindi direi che è andata molto bene. 23-7, campionesse d'Italia, Riviera del Brenta. Tante emozioni, fortissime emozioni, ce lo meritavamo, abbiamo lottato fino in fondo e ce lo siamo portati a casa noi. Siamo contentissime. Ci voleva, è stata una stagione tutta in salita e alla fine siamo arrivate al top e ce l'abbiamo fatta. È veramente la fine migliore di un campionato, perché siamo partite un po' a rilento, però poi siamo migliorate sempre di più e alla fine abbiamo vinto così che insomma penso nessuno possa dire niente. Abbiamo dominato, abbiamo giocato, siamo state sempre in vantaggio e non sono riuscite a fare niente. Una bella vittoria veramente. Sono contentissima proprio per tutte le ragazze. Sì, siamo un bel gruppo di amiche. E poi grazie a questo comunque riusciamo a dare anche il meglio in campo e essere sempre unite a sostenerci a vicenda.